decidere il sindaco dei due comuni più popolosi della città metropolitana di Venezia, Spinea e Portogruaro. Si torna a votare tra 2 settimane. Sarà la sindaca uscente Nais Marcone e l'ex sindaco Giovanni Battista Mestrinelli il prossimo primo cittadino di Scorzè. Mestrinè in vantaggio, ma conteranno gli apparentamenti. È un ballottaggio tra la vice sindaco e un ex assessore della giunta guidata da Patrizia Andreotti, quello che si terrà tra 2 settimane, annuale. A sfidarsi Stefano Sorino e Alessandra Dini. Zaia riconosce la vittoria di Giorgia Meloni, ma ricorda anche i rovesci degli ultimi leader che si erano affermati alle elezioni europee e sottolinea il forte astensionismo. Elena Donazzan vola a Bruxelles con 60.000 preferenze, ma si dice anche pronta a tornare a Venezia per guidare la regione da presidente. Alle europee il Partito Democratico torna ad essere il primo partito sia in centro storico che in terraferma nel territorio comunale. Le opposizioni alzano la testa in vista delle prossime elezioni comunali. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli, ovviamente politica, elezioni in primo piano, lo avete sentito. I due comuni più popolosi della città metropolitana, Spinea e Portogruaro, andranno al ballottaggio. Andiamo immediatamente a Spinea, dove vedo già nel nostro schermo Ilaria Marchiori. Ilaria, buonasera. Buonasera a te Daniela, buonasera ai nostri telespettatori. Sono qui con i due nuovi sfidanti di Spinea che tra 2 settimane potrebbero diventare, anzi diventeranno il prossimo sindaco. Iniziamo con Franco Bevilacqua per il centro-sinistra. Innanzitutto Bevilacqua, se l'aspettava questo risultato? No, non ce l'aspettavamo, un risultato così ampio e così vicino quasi al 50%. Ci ha un po' sorpreso, ma questo ha premiato la campagna elettorale che abbiamo fatto, i progetti che abbiamo portato avanti e anche la volontà di rinnovare il comune e dare un segno di cambiamento, che è quello poi che i cittadini hanno chiesto rispetto al passato e a questi ultimi anni di commissariamento. Ecco, ricordiamo, come avevi anticipato tu Daniela, che oltre ad essere uno dei comuni più popolosi era anche uno di quelli commissariati e che siamo qui con Claudio Tessari per il centrodestra. Questa è stata un po' anche una sfida proprio anche in casa del centrodestra con la terza candidata Martina Vesnaver. Diciamo che è stata una sorta di primarie. Martina Vesnaver ha portato avanti dei progetti importanti attraverso il PNRR e credo che volesse in qualche maniera dare completezza di questo suo percorso. In ogni caso ci sarà per lei l'opportunità di farlo, nel senso che da oggi si ragiona insieme con la compagine di Martina Vesnaver, ma soprattutto con gli elettori che hanno dato il consenso a Martina Vesnaver, per cercare di riunire il centrodestra attorno a un unico obiettivo, che è quello di tornare a governare questa nostra città. Ecco, un messaggio velocissimo agli elettori. Beh, gli elettori devono intanto andare a votare. Sarà dura perché il turno di ballottaggio vede sempre una partecipazione che cala a picco, quindi ci dovrà essere un ulteriore impegno e soprattutto ricordarsi, appuntare sul calendario 23 e 24 giugno andiamo a votare per dare il governo alla nostra città. Ecco, anche lei Bevilacqua il suo messaggio agli elettori? Sì, allora ci aspettiamo che chi ha confermato il voto lo confermi e per tutti gli altri che non ci hanno scelto che facciano una valutazione sui programmi e sul fatto che comunque la giunta uscente è una giunta che è caduta anche per colpe della maggioranza, non solo della minoranza, quindi il governo della città ha bisogno di persone che siano in grado di tenere la barra dritta e arrivare a 5 anni di governo e forse anche 10. Grazie. Ecco, una sfida che si preannuncia molto interessante, dunque anche il nostro personale in bocca al lupo ai due sfidanti. Grazie a Claudio Tessari e a Franco Bevilacqua. Restituisco da Spinella, linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Ora andiamo subito a Portogruaro, dove per noi c'è la nostra Anna De Roberto. Anna, buonasera.
Sì, buonasera Daniela da Portogruaro con i dati aggiornati, gli ultimissimi davvero in tempo reale, mancano 3 sezioni su 27. Allora siamo in compagnia di Luigi Toffolo, candidato del centro-destra, che ha espresso il 40,20% di preferenze, dunque di fatto è in testa, non ce la fa però a passare al primo turno, dunque anche Portogruaro va al ballottaggio. In testa appunto, come dicevamo, Luigi Toffolo, lo sfidante è il candidato del centro-sinistra Antonio Bertoncello. Sarà una partita importante anche perché in mezzo c'è un 22% di preferenze che ha espresso invece Sara Moretto. Toffolo, un primo commento a caldo. Beh, diciamo intanto siamo molto soddisfatti di questo risultato perché ci vede primi con una sfida importante, con 2 candidati di esperienza, Bertoncello ex sindaco di pluridecennale, Sara Moretto deputata, hanno lavorato molto intensamente, anche noi ovviamente, ma insomma la partita era già dura, difficilissimo fare il 50%, quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato. Per quanto riguarda i prossime 2 settimane valuteremo la decisione di un eventuale apparentamento, è nelle mani della coalizione, siamo una coalizione, siamo 3 partiti più 2 civiche e tutti quanti abbiamo, diciamo, la possibilità di esprimere questo parere. È tutto da giocare, da valutare, diciamo che è un po' prematuro fare previsioni su questo. Quindi aspetto. Ci saranno di fatto degli equilibri da mantenere nella lista di Sara Moretto, ci sono dei nomi con i quali di fatto la Lega ha rotto e che facevano parte della passata amministrazione. Potrebbe essere un ostacolo questo per un eventuale apparentamento? Beh sì, diciamo, siccome l'apparentamento viene fatto con tutta la lista, quindi non possiamo scegliere le persone. Ci sono 2 persone in particolare che hanno mandato a casa il sindaco Favero, quindi ovviamente con queste persone non possiamo fare apparentamenti. Non so quale possa essere la soluzione intermedia, però certamente questo è un grosso ostacolo. Allora dunque Daniela, la quarta candidata Lida Manzato si ferma al 4,92%, ma insomma per lei potrebbe esserci un posto in consiglio comunale. Dunque Portogruaro va al ballottaggio, sfida tra centrodestra e centrosinistra, sapremo che cosa accadrà dal punto di vista insomma delle alleanze tra qualche giorno, ma per ora insomma da Portogruaro tutto tace. Vi lasciamo con questa sfida. Grazie davvero Anna De Roberto, grazie anche al suo ospite. Noi ora apriamo la pagina delle europee, dopo torniamo a parlare dei comuni del veneziano. Zaia riconosce la vittoria di Giorgia Meloni, ma ricorda anche i rovesci degli ultimi leader che si erano affermati alle elezioni europee. Intanto il suo assessore Elena Donazzan vola a Bruxelles con 60.000 preferenze e si dice pronta a tornare per guidare la regione da presidente. La vincitrice di queste elezioni è sicuramente una leader che è Giorgia Meloni, dopodiché abbiamo visto anche in passato, diciamo, dei grandi exploit come il nostro nel 2019 con un Veneto che era quasi al 50%, 49,9% con Matteo Salvini, e 5 anni prima sempre alle europee Matteo Renzi che fece il 42% in Veneto. Diciamo che natura non faccia il salto, la vera sfida adesso è mantenerli i voti. Più che riprendere i voti, la vera sfida è mantenerli. Zaia lo ripete più volte, ricordando le cadute di politici italiani che poco prima erano stati protagonisti di straordinari exploit alle elezioni europee. Questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto. Con 63.000 preferenze, Elena Donazzan è stata dopo Giorgia Meloni la più votata di Fratelli d'Italia nella circoscrizione nord-est. Assessore regionale al lavoro e all'istruzione dal 2005, vola a Bruxelles dopo essere stata per quasi 20 anni accanto a Zaia, prima quando lui era vicepresidente di Galan, poi nelle 3 giunte da presidente. Oggi, che dopo 2 decenni le loro strade si dividono, Zaia reagisce così ad una domanda sui festeggiamenti per l'elezione del suo assessore. Intanto mi piacerebbe sapere chi ti ha detto che ho abbracciato Elena Donazzan. Io le ho solo fatto i complimenti perché penso che un assessore mio quando ha un buon risultato è giusto complimentarsi, punto. Ecco, detto questo, ti ha anche detto che ha portato le paste? Allora te lo dico io. Col 37,6% Fratelli d'Italia è il triplo dei voti della Lega e quando tra poco si voterà per le regionali, Elena Donazzan è pronta a tornare a Venezia per candidarsi alla guida del Veneto.
è sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni. Nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare ma proporre una candidatura alla presidenza. E non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità al servizio dei veneti e di Fratelli d'Italia. Più che le percentuali dei partiti, Zaia sottolinea un altro dato: per la prima volta alle europee non si è superato il 50% dei votanti. In Veneto il tasso di affluenza è stato del 52,6, 10 punti in meno rispetto al 2019. Guardate che è inquietante vedere che sono delle regioni, soprattutto le isole, che hanno fatto un 36-37% di affluenza alle urne, ma al di là del fatto che valutazioni politiche vogliamo fare con un'affluenza delle urne quando il 60% dei cittadini se ne sta a casa? Il consenso va, diciamo, con delle curve che sono veramente delle montagne russe. Vedremo al prossimo giro cosa ci consegnerà. L'analisi del voto uscito dalle urne per le elezioni europee dà il via anche ad alcune riflessioni dei partiti di opposizione a Venezia in vista delle prossime amministrative. Il Partito Democratico torna ad essere il primo partito sia in centro storico che in terraferma nel territorio comunale. Come PD siamo estremamente soddisfatti del risultato di queste elezioni europee ed in particolare del dato registrato in Comune di Venezia, dove torniamo ad essere il primo partito e insieme alle altre forze progressiste rappresentiamo la maggioranza dei veneziani. Così la segretaria del Partito Democratico Monica Sambo commenta il risultato uscito dalle urne alle europee. Il PD ha raccolto il 28% circa di consensi, staccando di circa 2 punti percentuali Fratelli d'Italia nel territorio del Comune di Venezia. Le proposte messe in campo dalla nostra segretaria nazionale Elly Schlein, prosegue Sambo, si sono dimostrate serie e credibili. La tenacia con cui ha condotto questa campagna elettorale ha fatto la differenza e dato forza a tutto il partito. Il voto europeo non è certo un voto amministrativo, ma è del tutto evidente che i cittadini abbiano dato un segnale di cambiamento rispetto alle ultime elezioni e a chi oggi governa la città. Per quanto riguarda le liste civiche e i movimenti all'opposizione in Consiglio Comunale a Cafarsetti, Giovanni Andrea Martini di Tutta la Città Insieme è tornato a chiedere a gran voce che il centro-sinistra e tutte le forze di opposizione indichino le primarie per scegliere un candidato sindaco condiviso. Infine Marco Gasparinetti di Terreacqua ha sottolineato, come stando a questi dati, l'elettorato che non si riconosce nell'attuale coalizione di maggioranza al governo della città di Venezia potrebbe essere in maggioranza e per questo ha lanciato un appello a mettere da parte i personalismi tipo Renzi e Calenda che porterebbero a una dispersione inutile di voti. Ballottaggio tra due ex sindaci a Scorzè. Il sindaco uscente Nais Marcone si contenderà la riconferma con un altro ex sindaco, Giovanni Battista Mestriner. Nais Marcone, come commenta questo risultato? Innanzitutto, se lo aspettava, cosa pensa? Ci avevo sperato naturalmente, perché dovendo combattere contro un avversario così importante sapevo che era una battaglia difficile da portare avanti. Sono felicissima di essere arrivata al ballottaggio e farò la mia parte fino in fondo come ho fatto finora. Queste 2 settimane di campagna elettorale, di ulteriore campagna elettorale, come saranno? Guardi, ancora non ci ho pensato, ma penso che dovrò prendere i contatti con i miei, prima di tutto, per organizzarci un po' meglio e vedere come affrontare le ultime 2 settimane, che saranno sicuramente molto, molto intense. C'è un messaggio che vuole dare agli elettori? Ma io chiederei agli elettori di pensare alla persona che sono io, a quello che ho fatto io per la gente di Scorzè, a come ci siamo rapportati in tutti questi anni, e se tengono conto di questo credo che potranno votare ancora in mio favore. Cioè, fondamentalmente un voto anche nel segno della continuità. Un voto nel segno della continuità e un voto nel segno del rapporto umano. E c'è invece qualcosa che vuole dire a questo punto al suo unico sfidante? No, siamo sfidanti tutti e due, e che lui faccia la sua battaglia e io farò la mia. Ed ora vediamo com'è andata in altri comuni del veneziano. Oscar Cicuto, Ateglio e Gianluca Falcomera Cinto, che correvano senza avversari, sono i primi sindaci dei comuni del veneziano perché gareggiavano da soli ed è stato raggiunto il quorum già da domenica sera.
Daniele Carlotti è invece sindaco ad Annone Veneto con il 61% dei voti, ha superato Andrea De Carlo al 38%. Cona ha confermato primo cittadino Alessandro Aggio di centrodestra con il 70% dei voti, mentre a Camponagara Antonio Fusato con la sua lista civica ha superato Angelo Boggesso e Davide Cassandro. A Fossalta di Piave Alessandra Sartoretto di centrodestra ha battuto al fotofinish Vincenzo Sabellico che si è fermato al 48% dei voti. A Fossalta di Portoguaro ha brindato alla vittoria Anna Maria Ambrosio su Paolo Anastasia. A Guaro c'era fatta Giacomo Gasparetto, preferito a Stefano Solaco. Annuale invece la sfida tra il vice sindaco e il suo ex assessore, un ballottaggio infatti tra il vice sindaco e un ex assessore della giunta guidata da Patrizia Andreotti, quello che si terrà proprio tra 2 settimane. Annuale a sfidarsi Stefano Sorino e Alessandra Dini. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alla sigla e subito dopo le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.